Buongiorno, questi titoli di Sicilia 24 di oggi. Nel catanese le immagini della distruzione dopo le fiamme che hanno devastato intere zone anche nei centri abitati. Ad Acicatena resta la cenere, gli scheletri di strutture commerciali e il dolore di chi ha perso tutto. Dietro molti incendi, la mano dell'uomo, la forestale impegnata sull'Etna a domare i focolai dei gravi roghi scoppiati nella notte non ha dubbi. Intanto continuano a bruciare la timpa di Acireale e diverse località ai piedi dell'Etna. A Catania, stremata dalle emergenze acqua e luce, si lavora per garantire sollievo alla popolazione accolta alle ciminiere. Centinaia le chiamate al centro operativo comunale. Mattarella telefona al sindaco Trantino. Concreti aiuti alla cittadinanza. Senza risparmio, in questi giorni difficili l'intervento di vigili del fuoco e della Guardia Forestale in Sicilia. Intanto è conta di feriti e intossicati dal fumo anche tra gli agenti. Preoccupa la grave carenza di organico in entrambi i corpi. A Palermo la procura apre una indagine sull'ipotesi dolosa degli incendi che hanno colpito la città, in fiamme da quasi 2 giorni la discarica di Bellolampo. Dopo Catania, anche nel capoluogo emergenza luce acqua, interi quartieri in difficoltà dal centro alla periferia. Aeroporti in Sicilia, ripresi arrivi e partenze a Palermo dopo il rogo di ieri, ma resta il caos bagagli. A Fontana Rossa 10 voli l'ora dopo l'incendio del 16 luglio al Terminal A. Reggono Trapani, Birgi e Comiso, ma sono al massimo delle possibilità. Calcio con un messaggio sui social, Ciccio Lodi lascia il calcio giocato. Intanto il Catania si allena a Zafferana, mentre la dirigenza lavora per completare l'organico. Bentrovati da Sicilia 24, apriamo il nostro telegiornale con le immagini della distruzione, di ciò che resta dopo l'inferno di fuoco che ha colpito in particolare il comune di Acicatena. È un po' l'emblema del disastro e di quello appunto che è accaduto nella giornata di ieri. Scuole e case bruciate in questo paese, la disperazione di chi ha perso tutto tra le fiamme. Ripartiremo però, dice il titolare di un'azienda danneggiata. È andata per noi Lorena Dolci. Le fiamme sono arrivate qua sotto nel giro di pochissimo tempo. Ci siamo affacciati al balcone e abbiamo visto queste fiamme che salivano proprio. Siamo stati fortunati. È andata molto peggio a questa palazzina alle sue spalle. Ospitava gli uffici di un patronato ed un appartamento. Chi abitava qui non ha più un tetto. Nel campo di fronte i residenti cercano di spegnere gli ultimi focolai che portano i miasmi fino alle loro case. Non si spegne però, e non vogliono parlare, la rabbia per il mancato intervento dei vigili del fuoco. Troppi fronti, troppi focolai, un vento incandescente hanno prodotto questo scenario di devastazione. La timpa di Valverde non c'è più. 2 scuole sono state circondate, eccole annerite dal fumo, insieme a questo chioschetto dove i titolari hanno lottato disperatamente per tenere a bada le fiamme. Gli operai di E-Distribuzione sono al lavoro in questo momento per ripristinare alcuni cavi elettrici rimasti danneggiati dall'incendio di ieri. Al COC, il centro operativo comunale, in queste stanze hanno passato la notte una decina di anziani che non se la sono sentiti di restare in balia del fumo e degli incendi. Si inizia la conta dei danni che riguarda anche piccole e grandi attività. Questo era il vostro camion dei panini? Esatto, sì. Quello che è rimasto più o meno del nostro camion. Perché io ancora in teoria potevo anche mettere a moto il camion e portarlo via da qua e non mi hanno... Era pericoloso. Esatto, non mi hanno permesso di farlo e mi sono visto il camion bruciare davanti. E adesso? E adesso siamo 3 famiglie a casa senza poter fare nulla. Al Blu Panorama non ci permettono di riprendere la devastazione della sala ricevimenti. Il signor Luciano, invece, titolare di un'azienda di insalate confezionate, ci racconta la battaglia persa contro il fuoco. 20.000 litri d'acqua non sono stati sufficienti e sono stati la classica goccia d'acqua sul fuoco, perché a un certo punto è arrivata l'apocalisse. Siamo stati accerchiati al fuoco da tutti i lati, vento, fiamme che salivano, fumo. L'unica nota positiva che abbiamo avuto, il tempo, grazie a Dio, di chiamare i nostri dipendenti, portarli immediatamente fuori e farli scappare in direzione mare, in modo da cercare di evitare qualche tragedia. E per fortuna oggi diciamo che siamo tutti salvi,
e siamo di nuovo pronti a ripartire. Gli operai sono in cassa integrazione, quando pensate di ricominciare? Spero presto. Centinaia di ettari in fumo nel parco dell'Etna, dai Monti Rossi fino a Monte Serra Pizzuta, dove siamo andati con una nostra troupe a vedere come gli uomini del Corpo Forestale hanno arginato l'incendio. Ma gli stessi uomini non sembrano avere alcun dubbio: dietro le fiamme, appunto sull'Etna, ci sarebbe la mano dell'uomo. Sentiamo Eva Spampinato. Credo che senza ombra di dubbio ci sia il dolo dietro questo incendio. Non hanno dubbi gli uomini della Forestale. Dietro all'inferno di fuoco che ha devastato ettari ed ettari di boschi, qui sul parco dell'Etna c'è la perversione dei piromani. Per raggiungere Monte Serra Pizzuta, a 900 metri d'altezza, nel comune di Nicolosi, siamo in pieno parco dell'Etna. Abbiamo dovuto percorrere chilometri e chilometri a piedi, gli stessi che hanno percorso gli uomini della Forestale. Da ieri mattina impegnati sul fronte dei Monti Rossi. Oggi le fiamme erano altissime. Ci è stato impedito di avvicinarci perché il rischio era altissimo. Abbiamo dovuto aspettare il momento della bonifica, come vedete. Attenzione. Il lavoro non è finito. Divampato ieri verso l'1 alle 2 del pomeriggio, a nord dove ci troviamo ora. Il vento soffiava fortissimo da ovest verso est, manualmente non si poteva operare, via aereo, Canadair, cose non ce n'erano, e quindi è iniziato ad andare verso est. Una collina intera che va a fuoco e il panico che si diffonde in paese. Quella che vedete bruciare sotto la pressione del vento bollente è la pineta dei Monti Rossi, a Nicolosi, alle pendici dell'Etna. Qui la paura non ha dato tregua alla popolazione fino a stamattina. Solo poco dopo mezzogiorno la squadra del Corpo Forestale ha terminato l'opera di bonifica, un lavoro fatto interamente a mano. I mezzi qua non riescono ad arrivare, anche perché le strade non sono ben pulite, sono strette. Stamattina abbiamo fatto manualmente pale e flabelli. Questo è un battifuoco, con la pala puoi fare o con la terra, la butti sul fuoco, o fai degli argini, prevenzione per non far allargare il fuoco, questo. La mattinata di fuoco ha interessato molte aree etnee. Su Pedare e Vizzini è stato richiesto anche il supporto aereo, e poi ancora Valverde, Giarre, la A18 a tratti, la zona balneare di Vaccarizzo fino alla Timpa di Acireale. La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Catania ha ancora 140 interventi in coda. E Catania è certamente molto colpita dalle emergenze perché rimangono intere zone della città senza luce e senza acqua per il caldo eccessivo che ha danneggiato le reti. Sono centinaia le richieste di aiuto al centralino del COC, del centro operativo comunale, allo 095 48 40 00, e poi ci sono i cittadini che si recano alle ciminiere dove il comune ha allestito un servizio di accoglienza. Sentiamo Emanuela Corsi. Sala operativa protezione civile, buongiorno. I telefoni non smettono di squillare al centro operativo comunale di Catania, dove arrivano centinaia di segnalazioni da parte di cittadini in difficoltà. La città fa i conti con un nuovo giorno nero tra temperature elevate e distacchi di luce e acqua a macchia di leopardo su tutto il territorio comunale. Gli operatori provano a dare risposte a cittadini esasperati. Purtroppo non abbiamo un orario per cui noi possiamo riferire. Siamo, come dire, in allerta, però abbiamo superato il momento critico che è stato quello di questa notte. Anche oggi sono diversi i cittadini che già dalle prime ore del mattino si recano al centro di accoglienza allestito dall'amministrazione comunale nel Viale Africa. Qui vengono assistiti dai volontari che forniscono loro pasti e bevande in un locale climatizzato. Ad esempio a casa mia non abbiamo luce in questo momento. Pensi, 7° piano senza neppure l'ascensore, con la gente che rimane bloccata negli ascensori, qualcosa di abominevole. C'è chi viene solo per trovare un po' di refrigerio, anche se la situazione più critica, ci raccontano, è stata registrata ieri, quando un centinaio di persone si sono rifugiate qui a causa delle temperature roventi. C'è troppo caldo, troppo, pazzesco. Una cosa pazzesca, ma purtroppo dobbiamo sopravvivere. A disposizione dei cittadini c'è anche un servizio di trasporto per il centro. Ieri sera mi hanno accompagnato con la macchina fino a casa. Intanto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiama il sindaco trantino per testimoniare la sua vicinanza alla popolazione catanese, in attesa che il Consiglio dei Ministri di oggi riconosca lo stato di emergenza sollecitato dalla regione siciliana. Questo, dice il primo cittadino, consentirebbe l'impiego di adeguate risorse sul territorio, fortemente provato dalle calamità di questi giorni.
E di certo è senza risparmio in questi giorni difficili l'intervento dei Vigili del Fuoco, della Guardia Forestale, mentre proprio si contano feriti e intossicati proprio tra gli agenti. Ma preoccupa indubbiamente, le ripercussioni, lo avete sentito, sono molteplici, il vuoto in organico e soprattutto nei due corpi, quindi sia in Vigili del Fuoco che in Forestale. Ci fa il punto Luca Ciliberti. Ci troviamo all'ingresso del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania. La situazione rispetto a ieri sembra leggermente migliorata, diminuiscono gli interventi, ma il fronte degli incendi è sempre numeroso. Drastico abbassamento delle temperature in queste ore ha ridotto anche le linee di fuoco, riportando la situazione a una condizione più gestibile anche sul fronte antincendio. Protezione Civile, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e volontari impegnati su tutta la regione sin dal primo momento. Durante gli ultimi interventi 2 Vigili del Fuoco e un forestale sono rimasti feriti, si contano gli intossicati. Solo a Catania, ad esempio, gli interventi di martedì sono stati 260, per lo più richiesti nelle ore più calde della giornata. Oggi si sono ridotti già un centinaio. Sui cieli dell'isola stanno operando 11 mezzi aerei tra Canadair ed elicotteri dei Vigili del Fuoco. In soccorso dei colleghi siciliani a terra sono arrivati i moduli antincendio, mezzi con 9 uomini a bordo provenienti da Lazio e Abruzzo. Si conta, come sempre, la carenza di organico. In Sicilia operano circa 3.000 Vigili del Fuoco sui 9 comandi provinciali, ne mancherebbero all'appello circa 300 e, come se non bastasse, in questi giorni 130 vigili sono fuori servizio impegnati in un corso professionale. È partita la conta dei danni. Il presidente della regione Renato Schifani aspetti che arrivi sul suo tavolo una relazione estesa e dettagliata da parte della Protezione Civile sugli incendi che in queste ore hanno messo in ginocchio tutta l'isola, in modo da poter chiedere al governo nazionale il riconoscimento dello stato d'emergenza per la Sicilia. Una richiesta che sarà subito presa in carico dal ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci per accelerare le procedure e risarcire economicamente, per quanto possibile, chi ha perso la casa, i terreni o le attività commerciali. Adesso andiamo a Palermo, dove è in fiamme da quasi 2 giorni la discarica di Bellolampo. La procura apre un'inchiesta per individuare i roghi dolosi. Anche nel capoluogo è ormai emergenza luce e acqua, ci sono interi quartieri in difficoltà dal centro alla periferia. Marco Gullà. Incendi spenti a Monreale, San Martino delle Scale e Altofonte, ma l'emergenza roghi continua a preoccupare la città di Palermo e la popolazione. La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta sugli incendi di ieri. Il procuratore Maurizio De Lucia e l'aggiunto Paolo Guido vogliono vederci chiaro, soprattutto per capire se c'è una regia comune dietro i tantissimi roghi che hanno messo in ginocchio il capoluogo. Dopo il dramma di ieri, con 3 morti accertati e danni ingenti, un nuovo focolaio di incendio tiene in allarme gli operai della Rappa alla discarica di Bellolampo, che vediamo in queste immagini dall'alto. Il fuoco ha raggiunto i rifiuti della quarta vasca, a preoccupare i tecnici e soprattutto il biogas che alimenta le fiamme. Una situazione non facile. Vigili del Fuoco, forestali, protezione civile e carabinieri ce la stanno mettendo tutta. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha chiesto aiuto alla protezione civile nazionale, che ha inviato squadre di supporto. Il maestrale, l'abbassamento delle temperature è sicuramente un vantaggio rispetto alla giornata di ieri, ma ancora alcuni incendi non sono stati domati. In fiamme ieri anche la chiesa di Santa Maria di Gesù, con il corpo di Benedetto il Moro totalmente carbonizzato. E poi ci sono tantissimi disagi legati ai blackout che stanno interessando molti quartieri del capoluogo. Da 42 ore manca l'energia elettrica in diversi edifici della zona di Via Asciuti, Via Veneto, Viale Lazio e Arenella. Il guasto segnalato l'altro ieri a E-Distribuzione sembrava fosse stato risolto ieri sera, ma dopo un'ora l'energia elettrica è andata via nuovamente e non è tornata. Oltre all'energia elettrica, negli edifici manca anche l'acqua, in quanto le autoclavi sono ferme. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha intanto chiamato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, per esprimere grandissima vicinanza a tutto il territorio e per chiedere di essere tenuto costantemente informato sull'evolversi della situazione. Gli incendi che hanno investito vaste aree della provincia di Palermo hanno mandato in fumo ettari ed ettari di macchia mediterranea. La conta dei danni potrà però partire solo quando tutti i focolai saranno spenti. E un vasto fronte di fuoco si è sviluppato per tutta la notte a Savoca, siamo nel Messinese. Le fiamme hanno circondato il borgo, famoso per il film Il Padrino, danneggiate la chiesa madre, il museo, l'auditorium e la pineta. Francesco Triolo.
Una nottata infernale, fiamme alte e il centro del paese assediato per 12 ore dagli incendi. Sono stati momenti di paura per il borgo di Savoca, uno dei comuni della zona ionica del Messinese più colpiti dagli incendi nelle ultime ore. Il paese è stato circondato dalle fiamme da più lati, dalle frazioni al centro storico. Il fuoco ha raggiunto la chiesa madre del Calvario, provocando danni al museo comunale e all'auditorium, danneggiate le facciate di una stanza all'interno, incenerita la pineta comunale da dove le fiamme hanno quasi raggiunto le abitazioni. Durante la notte abbiamo evacuato il quartiere San Giovanni perché le fiamme erano veramente dentro le case. In alcune case c'era troppo pericolo, li abbiamo messi tutti al sicuro. Stamattina nelle prime mattinate abbiamo fatto evacuare tutto il centro storico perché le fiamme hanno circondato tutto il centro storico, per cui li abbiamo fatti uscire tutti. E allora però ad oggi la situazione è veramente critica, non riusciamo a spegnere le fiamme. Per tutta la notte e la mattinata al lavoro i volontari di protezione civile di tutti i comuni della zona per cercare di domare le fiamme, evacuate diverse abitazioni nelle frazioni e nel centro storico per mettere in sicurezza i residenti. L'area in tutta la zona è stata irrespirabile per diverse ore, con gli abitanti costretti a rimanere chiusi in casa per il fumo degli incendi. Solo in mattinata, con l'intervento di un Canadair dei Vigili del Fuoco, si è riusciti a spegnere gli incendi nei punti irraggiungibili da terra. Adesso ci fermiamo per una breve pausa, in seconda parte subito la situazione degli aeroporti in Sicilia. Parte del nostro telegiornale che apriamo subito con una notizia che riguarda proprio l'incendio all'aeroporto Fontana Rossa di Catania. Potrebbe essere partito dal cavo di una stampante il rogo della sera del 16 luglio. A questa conclusione, comunque ancora da approfondire, sono giunti i vigili del fuoco nella loro prima relazione sull'incendio che è stata depositata alla procura etnea. Il sospetto, si legge ancora, nasce da un'estesa macchia scura notata dai vigili del fuoco accanto a questa stampante. Se l'intuizione fosse confermata, sarebbe evidente che l'incendio che ha messo in ginocchio lo scalo ha avuto una origine accidentale. Sul rogo comunque si dovranno pronunciare anche i consulenti nominati dalla procura, che lunedì faranno il primo sopralluogo e cominceranno il loro lavoro. L'indagine è condotta dalla squadra mobile di Catania. Adesso vediamo il quadro complessivo della situazione degli aeroporti siciliani, a partire dalla situazione appunto di Palermo, che torna alla normalità dopo l'incendio di ieri, che riceve pochi voli appunto dirottati da Catania, con Catania che a lenti passi riprende una maggiore operatività dello scalo. Il punto è di Manlio Viola. Passa da 8 a 10 voli l'ora, 5 in arrivo e 5 in partenza, l'operatività del Terminal C dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa. Da oggi l'annunciato aumento dei voli è realtà. E questa è la notizia migliore nell'ambito del caos traffico aereo in corso dal 16 luglio in Sicilia, ovvero dall'incendio che ha seriamente danneggiato il Terminal A proprio di quell'aeroporto. Da martedì 1 agosto poi sarà disponibile la tensostruttura da 500 m2 allestita dall'aeronautica militare, che consentirà di portare da 10 a 14 voli in arrivo e in partenza. Per il ritorno alla piena normalità bisognerà aspettare probabilmente la fine della prossima settimana. Il 1 agosto il Terminal A sarà consegnato alla SAC dopo la conclusione delle operazioni di bonifica e ripristino. Da quel momento partirà l'iter per i collaudi e le autorizzazioni di sicurezza, che richiederà ancora qualche giorno. Si spera che tutto sia al suo posto per il weekend del 5-6 agosto. Intanto è rientrata anche l'emergenza a Palermo. Ieri l'aeroporto è rimasto chiuso fino alle 11 a causa degli incendi. Nell'arco della giornata è stata recuperata la piena operatività. Oggi 208 i voli, 14 dei quali ex Fontana Rossa. Restano i problemi di insufficienza dell'aria condizionata in aerostazione e i ritardi nella riconsegna dei bagagli, anche se GH ha attivato squadre di supporto per recuperare l'arretrato. Ieri giornata difficile anche a Trapani Birgi, in totale 90 movimenti per 45 voli programmati più 5 dirottati da Palermo. Domenica l'aeroporto sempre di Birgi aveva toccato il massimo assoluto di voli con 13.600 passeggeri e quasi 120 movimenti tra arrivi e partenze, 108 bus garantiti. Sabato era andata in tilt l'aria condizionata in aerostazione, riparata però proprio domenica. È tornato infine a ospitare voli da Catania anche l'aeroporto di Comiso, che nei giorni scorsi aveva vissuto uno stop per ospitare invece le Frecce tricolore. Ci
Ci occupiamo adesso della nostra programmazione perché all'interno di Sicilia 24 Focus di oggi ci occuperemo di sicurezza e controlli a Catania. In un reportage curato dal collega Luca Ciliberti con gli agenti del comando di polizia locale Etneo vedremo alcune situazioni di ordinaria amministrazione in cui sono costretti a operare i vigili urbani ormai da anni sotto organico. Il programma, lo ricordiamo, sarà trasmesso anche in diretta sul sito di Telecolor su lasiciliaweb.it. Noi adesso ci fermiamo ancora e poi ci occupiamo del Catania Calcio. Ultima parte del nostro telegiornale con un toccante messaggio sui social. Ciccio Lodi lascia il calcio giocato e scrive: Catania, sei stato tutto, il mio cuore sente solo l'urlo del Massimino. Intanto la squadra si allena a Zafferana mentre la dirigenza lavora per completare l'organico. Angelo Gagliano. Il mio cuore sente soltanto l'urlo del Massimino, la mia vita. Catania, sei stato tutto. Ci vediamo presto. È forse uno dei passaggi più toccanti della lettera di Ciccio Lodi, che si congeda così dal suo Catania, anche se lascia aperto uno spiraglio che molti tifosi hanno interpretato come un addio al calcio, ma non alla città. Quella città che lo ha amato e coccolato e che lui ha ricambiato a suon di gol, assist, passione ed attaccamento ai colori rossazzurri. L'ultimo, ovvero 10 rossazzurro, lascia dopo 239 presenze 50 reti, così distribuite, 20 in Serie A, 26 in Serie C e 4 in D, ed una promozione che ancora mette i brividi perché rappresenta la rinascita del calcio alle falde dell'Etna. Lascia il calcio perché non vuole indossare altre maglie, ma potrebbe dedicarsi anima e corpo al settore giovanile e quella "ci vediamo presto" sui social può essere un indizio per restare al servizio del suo Catania, che intanto fatica a Zafferana agli ordini di Luca Tabbiani e del suo staff, affrontando temperature roventi e l'aria resa incandescente dagli incendi di queste ore. Capitolo calciomercato. La dirigenza lavora per completare l'organico e sono tanti i nomi nel taccuino di Laneri e Grella. Si cercano un portiere, un difensore, un centrocampista e un attaccante. Per il ruolo di guardiapali non si esclude un ritorno dell'ex rossazzurro Furlan, anche se l'obiettivo è Dini del Crotone. Per il reparto arretrato piace Marconi del Palermo. In mediana si punta su Pinato, che si è svincolato da Pordenone, mentre per l'attacco circolano diversi nomi, più o meno suggestivi, per esempio Ferrante della Ternana, Donnarumma, ex del Catania, e Gori, cartellino della Fiorentina, ma con esperienza in Serie B con Cosenza e Reggina. In uscita, Boccia sarebbe sul punto di legarsi alla Juve Stabia, con cui si sta allenando ormai da alcuni giorni. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito. Adesso vi lascio al nostro focus curato oggi dal collega Luca Ciliberti e vi ricordo che il nostro telegiornale tornerà per la prossima edizione su Telecolor alle ore 19. Buona giornata.